Nei romanzi di cavalleria. Era uno di quei luoghi perfetti che si trovano nei romanzi di cavalleria. L'erba, l'acqua, la roccia, l'orto misterioso, aereo e l'alto dirupo alle spalle e la prospettiva dei platani.
Bentrovati da Alessandro Tomasutti e dalla direzione ADG FEASR e Foreste della Regione del Veneto. Siamo qui nella sede del settore primario della Regione del Veneto per questo evento intitolato Una terra da inventare. E il video che avete appena visto in realtà è il video che aveva fatto da apertura alla conferenza regionale dell'agricoltura dello scorso 2018. Era il dicembre 2018, sembra davvero passato moltissimo tempo. Forse l'enfasi anche di questo video stona un po' con i tempi che stiamo vivendo, ma abbiamo scelto di ripartire da lì proprio per sottolineare questo bisogno di ripartenza anche da parte del mondo rurale e agricolo veneto da una parte e dall'altra anche però per recuperare un po' la spinta e alcuni temi chiave e alcune parole chiave che avete visto nel video. Come dicevamo, l'appuntamento di oggi, Una terra da inventare, è dedicato alla presentazione del libro e del web doc, libro realizzato da Elisa Cozzarini nell'ambito delle attività di comunicazione del programma di sviluppo rurale del Veneto, a cura anche della regione del Veneto, appunto. Ma non ci volevamo limitare a questo, volevamo cogliere l'occasione per un confronto, un dialogo con alcuni dei protagonisti di questo libro, di questo web doc, che sono in collegamento con noi da altre parti del Veneto, che andremo a scoprire tra poco. Ma adesso è il momento per i saluti istituzionali. L'assessore Federico Caner dovrebbe raggiungerci nel corso dell'evento. Intanto però do la parola a Franco Contarina, direttore della direzione ADG FEASR e Foreste della Regione del Veneto, che è qua con noi. Grazie, a te la linea, Franco. Grazie Alessandro, buongiorno a tutti, bentrovati in questo spazio del pomeriggio che ci riservate. Ribadisco i saluti da parte di Federico Caner, come sapete tutti da non molti mesi assessore all'agricoltura del Veneto, e vorrei sottolineare due aspetti dell'evento odierno. Il primo, il fatto che facciamo in modo che il programma di sviluppo rurale parli linguaggi, usi mezzi al passo con i tempi. E sicuramente l'evento che stiamo sperimentando oggi dà conferma di questo tentativo. E il secondo aspetto, pur nella modernità delle modalità che ci consente di affrontare peraltro questo periodo difficile, come ricordava Alessandro, il secondo aspetto che al centro di tutto abbiamo le persone, abbiamo l'uomo con la sua capacità di innovare e di intraprendere. E il mio auspicio è che le tre testimonianze che ho il piacere di conoscere già e che incontreremo oggi tramite proprio diciamo così, l'arte dello scrivere e del raccontare di Elisa Cozzarini, ecco, queste tre testimonianze di questi tre giovani, anzi giovanissimi imprenditori possano essere veramente un'apertura di futuro, un'apertura di speranza in questo momento e come dire, dimostrino come da una storia che ha radici antiche, qual è quella dell'agricoltura, in realtà continuamente germinano le prospettive del futuro che ci sta davanti. Alessandro, io finisco qui e ritorno a te la parola e soprattutto la ritorno ai nostri ospiti di oggi pomeriggio. Grazie. Grazie a Franco Contarin, che risentiremo peraltro in chiusura di questo evento. Con lui tireremo un po' le fila della serata e lanceremo anche uno sguardo verso il futuro, verso la nuova PAC. Ma intanto volevo presentarvi quello che è un po' il prodotto anche in anteprima di cui vogliamo parlare oggi. È questo web doc realizzato dall'agenzia Pomedio Bloom e ispirato, tratto dal libro di Elisa Cozzarini. Il libro si intitola appunto Una terra da inventare, il Veneto rurale in cammino. Questo è un po', vedete già l'anteprima del web doc che sarà online nei prossimi giorni, raggiungibile ovviamente dal sito www.psrveneto.it. Sono raccolte le 10 storie che costituiscono la trama di questo viaggio che Elisa Cozzarini ha fatto nel Veneto rurale proprio alla vigilia della pandemia. Adesso ne parleremo proprio anche con lei. È caduto in un momento molto, molto particolare questo lavoro e
che ci ha permesso di approfondire alcune storie che avevamo selezionato appunto nell'ambito delle attività di comunicazione del PSR. L'intento era quello di approfondire e scoprire più da vicino alcune realtà significative. Davvero penso abbiamo scoperto molte cose e molte altre le scopriremo anche nel corso di questo evento. Ricordo, siamo in diretta Facebook sul profilo del PSR Veneto. Un saluto ovviamente a tutti quelli che ci stanno seguendo in diretta, e il video dell'evento sarà disponibile però anche nei prossimi giorni, registrato appunto sui canali web e social del PSR. Brevemente il programma della giornata, come dicevamo, tra poco avremo modo di parlare con Elisa Cozzarini, autrice del libro. A seguire gli interventi di Valentina Tomezzoli dell'azienda agricola Restel di Oppeano in provincia di Verona, Denise Vicino di Ceta Electronics, di Zenson di Piave e Treviso, e Elia Antoniazzi dell'azienda agricola Larindola in provincia di Vicenza, Altissimo in provincia di Vicenza. Ma adesso direi che è il momento di iniziare il vero e proprio talk di questa sera con Elisa Cozzarini, che ringraziamo per essere in collegamento con noi. Elisa, allora, come dicevo prima, è caduto in un momento molto particolare questo libro. Sei riuscita quasi in maniera fortunosa a completare tutte le interviste, però questo ci ha un po' impedito di promuovere questo lavoro come si poteva, come era dovuto. Questa occasione è proprio per recuperare. Che ricordi hai di quell'esperienza intanto, e che effetto ti fa parlarne appunto dopo quello che è successo in questi mesi? Bene, un buon pomeriggio a tutti, grazie a voi per aver organizzato questa presentazione. È comunque bello vedersi anche a distanza, però è vero, quello che io ho fatto è stato un vero e proprio viaggio, perché ci tenevo a conoscere le persone nel loro luogo di lavoro, gli imprenditori nel loro luogo di lavoro. Credo che sia questo il valore aggiunto che ho potuto dare nel libro, proprio perché ho potuto immergermi in quella che è la loro realtà lavorativa, e tutti quanti nel loro racconto hanno fatto riferimento, no, a questa realtà. Io penso, poi ce lo diranno meglio loro, ma credo che ciascuno degli imprenditori non avrebbe fatto un investimento, perché è un grande investimento quello che loro stanno facendo per la loro azienda, per il futuro della loro terra, se non avessero avuto questo legame. Quindi per me anche passarci poco tempo è stato importante, anche magari non riuscire a vedere tutte le fasi produttive naturalmente, no? Però per me nella scrittura la differenza la fai in questo modo, altrimenti fai un'intervista telefonica che può comunque che può dare qualcosa, ma non riesce ad andare a fondo. E chiaramente pensarci adesso, dire queste cose adesso, certo fa effetto, perché adesso ricominciamo un pochino a muoverci, però è ancora difficile farlo. Mi auguro però che presto torneremo a farlo. Alcuni che hanno letto il libro mi hanno detto ci è venuta voglia di andarli a vedere questi posti, quindi questo per me è stata una grande soddisfazione. Ricordiamo, Elisa Cozzarini è specializzata in temi ambientali, il tema dell'acqua, che sarà uno dei temi importanti anche per la prossima politica agricola comune. E volevo chiedere a Elisa qual è stato secondo te l'elemento caratterizzante comune di tutte queste storie? Ecco, quello che un po' accennavo prima è quindi il legame nella grande diversità di queste storie, perché, come dire, parliamo del mondo rurale, in realtà parliamo di una grande varietà di imprese, ma in questa varietà c'è fondamentalmente il legame con il luogo in cui operano. Credo che questo sia proprio l'elemento che tiene insieme tutti. Ma quello che è importante secondo me sottolineare, il valore anche di questo prodotto
dal mio punto di vista è stato quello di sottolineare come questi sono degli esempi di sostenibilità, che è la prima parola che abbiamo visto nel video che voi avete mandato a introduzione di questo incontro. La sostenibilità, ricordo che è data dalla sostenibilità ambientale, quindi c'è chiaramente il vertice dell'ecologia, ma poi c'è l'economia e la società, l'aspetto sociale. Credo che tutte queste storie siano degli esempi nel loro piccolo, ma anche nel grande, di quello che significa fare impresa in modo sostenibile. Quindi in questo senso le loro storie sono importanti e possono tracciare una linea per il futuro. Allora andiamo a scoprirle le storie di questi 3 protagonisti. Grazie intanto Elisa, ci risentiamo anche più tardi anche con te per chiudere un po' le fila della giornata. E iniziamo con Valentina Tomezzoli dell'azienda agricola Restel, provincia di Verona, zona altamente evocata per il riso, una provincia, quella di Verona, ovviamente di grandissima importanza dal punto di vista agroindustriale. E la storia di Valentina è interessante, come anche le altre, perché un altro tratto comune di questi 3 ragazzi, tra virgolette, ci permettete di chiamarli così, è proprio quello di essere forse con un piede dentro e un piede fuori, riuscire a vedere da prospettive diverse il loro mondo, ognuno a modo loro, e lo scopriremo perché anche Valentina ha fatto delle esperienze anche di studio diverse, a volte anche lontane, ma poi è ritornata e ci spiegherà il suo percorso di vita, ma anche il suo percorso aziendale proprio adesso. Grazie Valentina per essere con noi. E proprio la domanda era, l'intenzione era partire proprio dalla tua esperienza personale e anche professionale. Grazie Alessandro per avermi introdotta e buongiorno a tutti. Sì, ho fatto un percorso molto particolare. Io ho scelto di studiare design al Politecnico di Milano, quindi un ambito forse molto distante da quella che è la nostra realtà aziendale. In realtà è proprio nel raggiungere questa laurea che ho riscoperto quelli che erano i valori fondamentali, ovvero il sentirmi veramente a casa in azienda. Quindi è stato allontanandomi che mi sono ravvicinata moltissimo. Infatti in tutti gli esami che ho tenuto ho cercato di inquadrare il più possibile l'ambito food o appunto l'ambito rurale, e con la tesi di laurea ho portato l'azienda. Ho fatto un'operazione di rebranding, una rivitalizzazione dell'azienda stessa, semplicemente trasmettendo quelli che erano i valori che già c'erano nell'azienda e che mio padre portava avanti fin da mio nonno, perché io sono una terza generazione familiare, e li ho semplicemente tradotti urlandoli un pochino in quelli che sono, in quello che è il ramo della nostra azienda che noi seguiamo interamente. Infatti la nostra azienda è molto diversificata, abbiamo da seminativi a frutta a appunto alcuni prodotti che riusciamo a trasformare, etichettare e confezionare, e su questi ho fatto questa operazione di rivalorizzazione. Parlavo della terza generazione perché appunto è bello raccontare anche il modo, come succede anche nel libro. Elisa è stata bravissima a raccontare quella che è stata la storia generale della famiglia, perché l'azienda che sto seguendo adesso era un'azienda che il vecchio proprietario ha in un certo senso voluto trasmettere a mio padre, vedendo in lui il figlio che lui non ha potuto avere. E io mi sento di trasmettere questa vocazione, questa passione nel giorno d'oggi con le mie competenze, perché la diversificazione in azienda non ce l'abbiamo solo a livello di prodotti, ma appunto anche di competenze. E credo che questa sia una grande forza, perché vuol dire spalleggiarsi, aiutarsi e darsi anche un confronto continuo per cercare di migliorare e evolvere come azienda.
Infatti la misura del PSR è stata molto importante per noi perché ci ha permesso di evolvere in questa parte d'azienda che io ho voluto portare avanti con la tesi di laurea e in cui mi sono resa conto che c'era un difetto, se possiamo chiamarlo, che era questa lavorazione molto artigianale che però necessitava di essere resa idonea alle esigenze attuali delle persone che aprono un prodotto e lo vogliono pronto all'uso. Al momento non era esattamente così, c'era bisogno di un piccolo passaggio che mancava, che io ho insistito fortemente in questo acquisto di una macchina selezionatrice che va a pulire, selezionare, perfezionare il prodotto. E quindi siamo riusciti, grazie a questa misura, appunto utilizzando questi fondi nell'acquisto di una macchina comunque che aveva un costo molto oneroso e anche di magazzini, di un magazzino fabbricato che è utilizzato per lo stoccaggio dei nostri cereali, tra cui il riso, e siamo riusciti a fortificare, rendendoci più competitivi nel nostro piccolo mercato, quella che era un ramo laterale dell'azienda che poi sta diventando sempre di più importante. Poi magari torniamo anche sugli aspetti più tecnici e produttivi della tua realtà nel secondo giro di domande. Ma volevo chiederti invece un'altra cosa. E una delle frasi, secondo me, più importanti di questo libro, da parte tua, è proprio quella di guardare oltre il proprio campo, cioè quasi un'esortazione. Cosa c'è dietro questa frase? Cosa ti ha spinto a dirla e cosa significa secondo te? È una frase che Elisa è riuscita a evidenziare in modo molto importante e che non è altro che un'espressione che ho voluto avere per raccontare quella che è un po' la mia fortuna, nel senso che io in azienda sono presente, mi occupo di alcuni lavori, di alcune piccole parti, tra cui anche mi occupo della filiera corta, quindi ho veramente il vantaggio di poter andare a conoscere direttamente i nostri clienti, di andare a confrontarmi con altri produttori e con questa frase del abituarsi anche a guardare al di là del proprio campo, perché il mondo non finisce solo all'interno dell'azienda, ho voluto semplicemente raccontare questo bisogno e necessità che si ha nel volersi confrontare, guardare, appunto anche spalleggiarsi come in azienda anche al di fuori con altri piccoli produttori che assomigliano alle nostre realtà oppure sono totalmente diversi, perché come in tutte le cose capita di avere a volte dei momenti di sconforto, di sentirsi un po' giù di morale perché come ben sappiamo in agricoltura ci sono diverse situazioni in cui magari si è portati allo sconforto perché ci sono delle condizioni climatiche che non permettono una buona annata di prodotti. Però grazie a questo confronto continuo che si ha anche con altre realtà, si trova la forza per magari riuscire a risolvere i problemi o a guardare anche i propri problemi con un'altra ottica. E quindi è un voler crescere e darsi degli input reciproci a vicenda per fortificarsi. Grazie Valentina. Con te torniamo tra poco e intanto ci spostiamo ad Altissimo, in provincia di Vicenza. Elia Antoniazzi dell'azienda agricola La Rindola con noi, lo stesso Elia nel libro dice qui non è molto alto ma mi sento molto in alto lo stesso, altissimo, giocando un po' con le parole, perché ha una dimensione molto particolare, quella della sua realtà e quella dell'ambiente circostante. Grazie Elia per essere con noi, anche te chiedo di raccontarci un po' la tua esperienza personale, professionale, quella della tua azienda, in quale modo i fondi europei del FEASR, del PSR hanno aiutato la tua strategia aziendale. Sì, grazie Alessandro e buongiorno a tutti. Io mi sono laureato in scienze forestali nel 2009 e poi ho conseguito anche l'abilitazione provinciale per essere guida naturalistica, per fare quindi questa professione.
E in poco tempo ho trovato lavoro in uno studio ambientale, tecnico ambientale, dove tra i vari lavori svolgevamo anche valutazioni di impatto ambientale, relazioni di incidenza, progettazione. Ecco, questo era un lavoro stimolante sicuramente e che era in linea con i miei corsi di studi. Però in breve tempo diciamo che mi sono un po' reso conto che quello che noi nelle relazioni andavamo un po' a scrivere talvolta rimaneva un po' sulla carta, quindi queste mitigazioni che si proponevano per alcune opere, per alcuni interventi, poi non erano così incisivi. E quindi un po' a volte è nato dentro di me l'idea di avere una mia piccola attività che andasse invece ad incidere in modo positivo sull'ambiente, sul territorio, che avesse una ricaduta e che fosse veramente positiva. Volevo incidere con qualcosa di mio, di piccolo, ma di mio. Così, qualche anno dopo, insieme alla mia famiglia, abbiamo provato questa scommessa di acquistare una piccola fattoria, ormai in disuso, con il fondo circostante di circa 8 ettari. Qui appunto, come dicevi tu, ad Altissimo, siamo nell'alta valle del Chiampo. Inizialmente abbiamo cominciato soltanto con delle coltivazioni, fin da subito biologiche, certificate, quindi con ortaggi misti, con un piccolo meleto, con patate, con del mais per farne farina da polenta, del frumento, così un po' varie coltivazioni. È bastato poco in realtà per renderci conto, quello che un po' già sospettavamo, che nell'ambiente appunto montano, qui siamo a 700 metri, ci sono anche dei terreni in pendenza, ci sono dei terrazzamenti, di muretti a secco, la viabilità interna non è così agevole per i mezzi agricoli, era quindi ed è difficile competere con altre realtà di pianura. E qui è venuto in nostro soccorso appunto il PSR con una misura che quando l'abbiamo trovata abbiamo detto questa potrebbe essere per noi. Infatti c'era la possibilità di ristrutturare appunto il vecchio edificio che avevamo acquistato per trasformarlo in una fattoria didattica. Quindi grazie anche a questo intervento, quella che era una vecchia stalla abbandonata, inutilizzabile, e il fienile soprastante si sono trasformati in una fattoria didattica. Questa per noi è stata la vera svolta del nostro percorso professionale, della nostra famiglia, perché ci ha aperto un mondo nuovo. Quindi non più solo coltivazioni, ma parte un'esperienza di un dopo scuola in fattoria che tuttora continua. Quindi noi andiamo direttamente a prendere i bambini a scuola, li portiamo qui, facciamo loro da mangiare con la nostra cucina, poi c'è l'aiuto compiti, poi si va fuori, quindi nei terreni della nostra azienda, facciamo passeggiate, laboratori naturali e così via. E quindi un dopo scuola fortemente legato alla fattoria e alla nostra realtà aziendale. A questo poi abbiniamo anche delle serate culturali, appunto io come dicevo sono anche guida naturalistica, quindi facciamo delle passeggiate anche con la luna piena, con varie tematiche, andiamo fuori anche dalla nostra azienda, come prima parlavate che si esce un po', si deve uscire dalla propria azienda, appunto con le escursioni usciamo anche dalla nostra azienda e quindi si va a vedere anche le cose di pregio che ci sono nell'ambiente, nel territorio qui dell'Alta Valle del Chiampo. E quindi la possibilità molto importante offerta dalla fattoria didattica. A questo in breve si aggiunge l'esigenza di somministrare una pur semplice ristorazione alle persone che venivano da noi per questi eventi, per queste passeggiate, oltre che per il dopo scuola e per i bambini, quindi si abbina, si affianca anche l'agriturismo. Quindi potrei dire come percorso la nostra azienda è stato un po' lineare, dall'azienda agricola, poi si è aggiunta la fattoria didattica e quindi poi anche l'agriturismo. Tutte queste tre cose che comunque sono fortemente legate tra di loro. Appunto ci hanno permesso l'intervento del PSR ci ha permesso di diventare quella che credo si consideri una piccola azienda multifunzionale, che mi piace pensare che come una sedia con più gambe, come si dice, perché anche in questo ultimo anno le abbiamo provato sulla nostra pelle, se magari una delle gambe scricchiola, magari le altre riescono un po' a tenere il colpo e quindi si sta in piedi più facilmente. Quindi questo penso sia un consiglio che darei anche ad altri,
di non avere magari solo una linea, ma di avere anche così alcune altre possibilità da tenere in piedi. Sicuramente uno davvero dei temi chiave ha toccato subito Elia, lo ha evidenziato molto bene, ovvero quello di riuscire in qualche modo a trovare, a fornire prodotti, ma fornire anche servizi. Cioè un'azienda agricola in realtà ha un potenziale molto più ampio di quello che spesso si può pensare. Come si arriva a questo tipo di scelta, Elia? È un percorso pianificato, è qualcosa che invece si apprende anche nel corso del tempo? Come è andata in questo senso la tua esperienza? Ma devo dire che l'idea della fattorididattica è nata anche su suggerimento in realtà di un insegnante qui del paese, quindi do i meriti a chi è giusto li abbia, che ci ha suggerito perché non fate qualcosa per i bambini qua del paese che hanno bisogno. E così da questa battuta che è stata messa giù così, forse anche così per caso, è nata poi un'idea che sta andando avanti, che ci portiamo avanti insomma con soddisfazione, diciamo. E Quindi quindi è poi importante anche mettersi in ascolto del territorio e delle persone, delle realtà circostanti. sì, sicuramente e si apprezza anche l'inserimento appunto nel tessuto sociale, nel resto del paese, della comunità, che arricchisce noi e forse un pochino anche noi con questo servizio diciamo sociale dopo scuola arricchiamo leggermente anche il paese intorno, offrendo un servizio comunque che ha un'utilità anche sociale, diciamo. Grazie Elia intanto, e ci spostiamo a Genson di Piave, andiamo da Denise Vicino di CET Electronics. E come dicevo prima, quello che accomuna queste tre storie è proprio anche quello, questa visione un po' stereoscopica della realtà, vedere la stessa cosa ma da diverse angolazioni, proprio come fa Denise Vicino, che è titolare di un'azienda di elettronica ma ha le radici ben piantate nella terra, vero Denise? Esatto, grazie Alessandro per l'introduzione e buongiorno a tutti quelli che ci seguono. Sì, allora la mia formazione personale è in ambito non agronomico, agricolo, ma in ambito tecnico-scientifico. Ho una laurea e un dottorato di ricerca in fisica teorica, cosa che può sembrare fuori dal mondo rispetto a quello che faccio adesso. In realtà è un percorso che mi ha dato comunque moltissimo, perché la strada della ricerca è quella che ti abitua ad affrontare un po' qualsiasi problema in modo critico, diciamo, e a trovare le soluzioni migliori. Ecco, io penso che questo sia l'insegnamento generale più importante che ho avuto. Quindi il mio percorso professionale inizialmente prevedeva una carriera di tipo accademico improntata sulla ricerca di base, che era comunque un ambiente molto stimolante, sicuramente molto così anche per il fatto che si studiano cose non comuni e che ti porta a viaggiare per il mondo, avere tanti confronti con il mondo scientifico, un po' di tutto il mondo. E tuttavia mancava un po' di risultati applicativi forse che si faticano a vedere quando si fa ricerca a livello base. In più, all'epoca dei miei studi avevo sempre una sorta di, come dire, un cordone ombelicale che mi legava al mio paese, al mio territorio e soprattutto all'attività dei miei genitori, che avevano fondato nel 1976 questa piccola azienda di elettronica che però si è sempre occupata di anche applicazioni molto all'avanguardia, insomma, rispetto a quegli anni, soprattutto gli anni 70. E quindi a un certo punto ho deciso di interrompere quello che era il mio programma di vita iniziale per iniziare a collaborare in azienda e a dedicarmi in particolare a progetti di applicazione all'agricoltura, quindi tecnologia applicata all'agricoltura. E questo perché quasi per caso, diciamo, negli ultimi anni ci siamo trovati a gestire anche una realtà agricola familiare, una piccola azienda vitivinicola, e quindi fin da subito, diciamo, nell'impatto di dover imparare a gestire un'azienda agricola ci siamo posti alcuni problemi, io da fisico e mio fratello da ingegnere, diciamo, e ci siamo posti problemi nell'ottica un po' diversa da quello che magari fa un normale agricoltore. Mi piace spesso raccontare un aneddoto
di io e mio fratello Nicola in campo che ci chiediamo ma quando dobbiamo fare i trattamenti, cosa dobbiamo osservare per capire quando farli? E subito in qualche modo ci siamo detti, beh, dobbiamo misurare qualcosa, no? da fisico-ingegnere, e da qui è nata un po' l'idea di costruire della sensoristica specializzata come stazioni meteo e altri dispositivi particolari che ci aiutano nella gestione agricola. Poi il PSR è stata per noi un'opportunità di estendere questi, diciamo, piccoli strumenti sperimentali che testavamo nella nostra azienda agricola, poterli estendere anche ad altre aziende e in progetti di ricerca e sviluppo innovativi ben più ampi. Noi abbiamo sfruttato la misura 16 del PSR, che è la misura di cooperazione nell'ambito dei gruppi operativi del PEIAGRI, che è un'organizzazione a livello europeo, proprio che permette di mettere assieme competenze diverse di diversi diciamo, enti, che possono essere enti di ricerca come aziende agricole private o aziende di tecnologia come la nostra, e tutti i componenti di questi gruppi operativi si pongono, diciamo, l'obiettivo comune di risolvere un problema che riguarda l'agricoltura. E per noi questa misura è stata l'opportunità di proporre alcune, diciamo, idee che già avevamo in parte sviluppato e in parte testato nella nostra realtà e poterle appunto estendere e studiare fino in fondo con applicazioni molto più ampie. Quindi il progetto Irrivision che oggi rappresento e che vedete qui alle mie spalle è uno di questi progetti della misura 16 e riguarda in particolare l'irrigazione. Quindi in questo caso andiamo a testare della sensoristica particolare che ci permette di capire qual è lo stato idrico delle piante e quando è effettivamente necessario effettuare un intervento irriguo. Questo per chiaramente dare un servizio all'azienda agricola nel guidare l'irrigazione nel modo ottimale, che soprattutto permetta di risparmiare acqua fondamentalmente, che è uno dei tanti obiettivi che l'Europa ci pone in maniera pressante. Ecco. Allora proverei ad andare proprio a lanciare il primo video, il primo contributo relativo alle vostre esperienze, il video appunto relativo a Denise Vicino, per poi provare a spiegare meglio come funziona questo sistema, un sistema particolarmente sofisticato basato sulla visione artificiale, ma ci spiegherà meglio Denise in cosa consiste e a che punto è il progetto. Il gruppo operativo Irrivision nasce innanzitutto dall'incontro fra il mondo della ricerca e il mondo di una piccola media azienda come la nostra che si occupa di tecnologia. L'idea nasce con il CREA di Conegliano, che è uno dei nostri, il principale partner scientifico di progetto, dove il gruppo della dottoressa Federica Gaiotti e del dottor Nicola Belfiore hanno rilevato tramite i propri studi dedicati alle problematiche dell'irrigazione come alcuni particolari parametri sulla chioma e sullo stato termico delle piante possono essere utili per descrivere proprio le esigenze idriche delle piante. Dall'altra parte CET Electronics ha sviluppato dei particolari dispositivi per il monitoraggio delle colture, uno dei quali guarda proprio a questi parametri. Si è quindi pensato di unire le nostre conoscenze per creare un progetto dove questa tecnologia potesse essere testata sul campo coinvolgendo delle aziende agricole in modo da capire come questi parametri potessero diventare utili alle aziende nel gestire l'irrigazione nel modo più ottimale possibile. Allora Denise, come spiegheresti anche a dei profani il funzionamento di questo sistema su cui state lavorando? È molto semplice in realtà. Quello che avete visto un po' nel video è una stazione meteorologica, quindi ci sono diversi sensori per la temperatura, l'umidità dell'aria, la piovosità. Ci sono anche dei sensori per l'umidità del suolo che vengono interrati
E la cosa più innovativa che è proposta nel progetto era quella scatola che vedevate con 2 occhi viola, è una stereocamera, cioè una telecamera particolare con un doppio sistema di visione che permette anche di avere una visione tridimensionale degli oggetti. Con questo cosa vogliamo fare? Vogliamo guardare alle piante, per questo Elisa ha colto così bene il titolo anche della nostra storia, no? Che si chiama Piante in posa, perché sono proprio in posa per una fotografia di fatto. E attraverso queste foto siamo in grado di estrapolare delle informazioni sulle piante. Prima di tutto possiamo calcolare, stimare, direi meglio, quello che è il volume della chioma, quindi la quantità di vegetazione presente, questo grazie proprio alla ricostruzione 3D. E questo è importante perché la quantità di foglie di una pianta è quella che determina il suo fabbisogno idrico sostanzialmente, perché più foglie ci sono, più è la traspirazione che ho attraverso la superficie fogliare. Quindi poter avere una stima piuttosto precisa anche insomma, di questo parametro ci permette di stimare molto meglio quello che si chiama tecnicamente indice di evapotranspirazione, che alla fine fra variabili climatiche e questa ci racconta quello che è il fabbisogno idrico. Non solo, la telecamera, grazie a questa particolare visione che ha, tridimensionale, dovrebbe permettere, questa è una cosa sperimentale che stiamo ancora testando, di misurare con una buona accuratezza anche quella che è l'inclinazione delle foglie. Quindi sapete che una pianta che è in uno stato di ritenzione idrica molto forte tende ovviamente ad abbassare le foglie per minimizzare la fotosintesi in sostanza. L'idea è che attraverso una telecamera che ogni giorno è in grado di riprendere la vegetazione possiamo vedere anche un po' in anticipo, quindi prima di arrivare a situazioni di stress idrico pesante, quando ci stiamo avvicinando a una situazione di questo tipo. Infine c'è una misura di temperatura della superficie fogliare, quindi la telecamera è integrata con un sensore a infrarosso termico per misurare la temperatura media della superficie inquadrata. E anche questo, grazie soprattutto agli studi del CREA che citavo nell'intervista di prima, cioè è noto che è collegato allo stato idrico della pianta. Il sistema viene testato però per la prima volta, nel senso che non ci sono ancora studi in cui delle misure automatiche in campo di questo tipo siano già correlate a modelli irrigui, no? Quindi il progetto Irrivision ci è servito proprio a questo, a mettere sul campo innanzitutto questi dispositivi e una volta in campo a poter ricavare dei dati, quindi ci sono i tecnici del CREA che periodicamente visitano i siti sperimentali di progetto per fare delle misure sullo stato idrico delle piante attraverso particolari dispositivi e questi verranno poi correlati alle misure dei sensori. Quindi è un progetto prima di tutto di studio di questa potenzialità nuova che ci dà questa tecnologia, per arrivare poi a fine progetto, attraverso questi dati, a definire un modello irriguo che sia efficace per le colture che stiamo studiando, che sono vite e kiwi. L'obiettivo quindi sostanzialmente è quello di riuscire a elaborare degli strumenti che siano facilmente anche utilizzabili, immagino, dalle imprese, dagli agricoltori, affiancandoli e non sostituendoli, giusto? Assolutamente sì, questi dispositivi intanto sono autonomi in campo, non hanno bisogno di particolari manutenzione, salvo casi particolari ovviamente, e vogliono essere, diciamo, un occhio in più, quell'occhio in più che a volte l'agricoltore o il tecnico non riescono ad avere in campo per motivi pratici, diciamo. Questi dispositivi sono sempre lì, possono prendere misure ad ogni ora o nel caso della telecamera una volta al giorno è sufficiente e ci permettono di avere un'informazione che normalmente il nostro occhio non è in grado di dedurre. Nel senso che solo in condizioni sperimentali specializzate si vanno a misurare questi parametri, si va a misurare la chioma, si va a misurare la temperatura, eccetera. Non è una cosa che si fa in una ordinaria gestione aziendale. Quindi attraverso delle informazioni in più l'agricoltore o il tecnico possono decidere meglio sostanzialmente.
Ok, grazie. E poi magari parleremo anche un po' del progetto, a che punto è nel prossimo giro di domande. Ci spostiamo di Certo. nuovo invece in provincia di Vicenza, andiamo con il video di Elia Antoniazzi, che è stato intervistato dal nostro Giovanni Cellini nella sua azienda di Altissimo Larino. Io sono laureato in scienze forestali e dopo la laurea ho fatto varie esperienze lavorative in studi professionali, ma mi sono reso conto velocemente che insomma, la mia passione mi portava a fare altro, a stare a più a contatto con la natura, con il lavoro agricolo. Forse il PSR mi ha insegnato un approccio, diciamo, un po' diverso rispetto a quello magari di alcuni decenni fa, dove ci ha portato a non considerare solo i prodotti in sé che produciamo come l'unica fonte anche di reddito dell'azienda, diciamo, ma avere un approccio più globale, quindi non vedere solo la nostra singola azienda, ma vederla un po' inserita anche nel contesto del territorio, che pensiamo sia la chiave del futuro, e stiamo anche cercando con altre aziende del luogo di cominciare un po' alla volta a lavorare in sinergia, pensiamo sia importante. Allora, Elia, lo accennavi anche nel tuo intervento precedente e lo si è potuto capire anche da questo breve contributo, l'importanza dell'equilibrio tra la tua azienda e l'ambiente circostante. Ovviamente i tuoi studi ti hanno anche portato a ricercare, a comprendere meglio questo aspetto, ma in che modo l'equilibrio e l'ambiente circostante poi diventano un valore aggiunto per la tua azienda? Sì, noi questo equilibrio lo abbiamo ricercato innanzitutto con il metodo di coltivazione biologico, che sappiamo tutti, insomma, consente di non intaccare o non eccessivamente l'ambiente circostante. Però questo secondo me è solo uno degli aspetti, perché la scelta di non effettuare una monocultura praticamente, ma di avere diverse piccole produzioni, diverse coltivazioni, abbiamo capito col tempo che era quella la vera chiave per raggiungere e mantenere un equilibrio con l'ambiente circostante. Per esempio, noi abbiamo una parte dei nostri 8 ettari che coltiviamo, sono divisi in vari appezzamenti. C'è una parte ad orto dove ricaviamo appunto ortaggi, patate, mais, frumento e mele. Abbiamo la parte a bosco che ci consente di avere la legna con la quale riscaldiamo una parte anche della struttura da sera da pranzo. Con la paglia che ci rimane del frumento la utilizziamo per la pacciamatura dell'orto. Con i prati abbiamo il fieno che usiamo per gli asini, che poi usiamo a loro volta per la fattoria didattica, per le passeggiate con i bambini e con le famiglie. In qualche modo tutte le cose che dai nostri campi scendono giù e arrivano nell'azienda, tra cui anche in cucina, quindi tutti i prodotti dell'orto diventano piatti, diventano contorni, si trasformano poi con la macinazione in farina che poi riutilizziamo, diventano succhi, diventano tisane e così via. Ci siamo accorti che questa integrazione tra le produzioni e l'attività agrituristica della fattoria didattica è quello che indirettamente ci consegna anche una sostenibilità sia ambientale ma anche economica alla fine. Questo perché tutto questo movimento che direi circolare delle risorse, delle energie all'interno dell'azienda consente di, anche senza volerlo, di rispettare di più l'ambiente. In questo modo noi riduciamo quelli che potremmo chiamare gli input dall'esterno, di materia prima, di energie, di combustibili fossili anche in alcuni casi, e quindi ci dà questa maggior propensione ad essere più sostenibili. Per esempio, anche un esempio banale che mi viene in mente, gli scarti, gli avanzi delle varie colture, dei piatti, della ristorazione vanno poi a finire nel pollaio delle galline e ritornano in qualche modo sotto forma di uova di nuovo alla nostra azienda.
non abbiamo inventato niente di nuovo, perché ovviamente questo è un modello di azienda che c'è sempre stato fino a pochi decenni fa, quello della classica fattoria contadina, dove si inseguiva un po' l'autosufficienza, potremmo dire. Quindi in una chiave ovviamente un po' moderna e rivisitata abbiamo inseguito questo modello senza rendercene conto magari all'inizio, ma adesso abbiamo capito che è forse la nostra strada giusta per noi in questo ambiente particolare che è quello appunto montano, dove non ha senso cercare una monocultura, diciamo. All'interno di queste colture forse quella che passa un po' sott'occhio, ma è forse quella più importante come baluardo di questo equilibrio, è quella di prati stabili. Ecco, noi in qualche modo ne abbiamo, per così dire, adottati 4 ettari, cioè 4 ettari della nostra azienda, quindi quasi metà del fondo lo abbiamo in qualche modo lasciato intaccato come un piccolo capitale da non toccare. Quindi non viene arato, non viene toccato, solo falciato ovviamente per mantenerlo. Questo perché il prato stabile sappiamo essere una grande ricchezza di biodiversità, sia vegetale che animale, insomma le specie che frequentano, che vivono in un prato stabile non sono le stesse che si trovano in un bosco o in un coltivo o in altri ambienti, quindi sono proprio delle specie particolari e quindi in qualche modo mantenendo un prato si mantengono anche quelle specie. Poi mantenendo i prati, con anche l'andamento climatico particolare che ci stiamo tutti quanti assistendo, tuteliamo un po' anche i suoli dall'erosione, quindi dalla perdita di suolo e di fertilità. Questo perché proprio la natura del prato stabile, che le radici delle piante sono sempre presenti per tutti i mesi dell'anno, trattengono un po' la nostra terra ad altissimo punto, è altissima e vorremmo che rimanesse più possibile qui da noi senza che scivolasse inesorabilmente verso valli, quindi cerchiamo di tenercela un po' stretta grazie anche a questi 4 ettari di prato stabile. E poi questi prati vediamo che appunto noi qui siamo un po' una piccola oasi, mi piace chiamarla, perché siamo un po' schiacciati da 2 fondovalli molto industrializzati, quella del Chiampo e quella del Lagno, molto anche inquinati, e schiacciati invece anche da un bosco che dalla parte montana continua ad avanzare. Quindi noi ci vediamo la nostra piccola macchia verde, anche dalle foto aeree si vede benissimo, schiacciati da queste 2 grandi trasformazioni dell'ambiente. E quindi mantenendo questi prati manteniamo anche un paesaggio e anche una fruibilità turistica che per noi è fondamentale, perché appunto vogliamo che le persone vengano da noi, e mantenendo i prati in qualche modo diamo le possibilità di fare passeggiate, di fare percorsi con gli asini, di fare un semplice picnic e quindi le persone possono venire ed apprezzare il territorio, cosa che altrimenti con un terreno incolto o con altre situazioni non sarebbe possibile. Lì ha introdotto altri concetti davvero importanti e grandi, cioè quello proprio della fattoria che riesce a autosostenersi e a generare valore attraverso tutte le sue forme di produzione in equilibrio con l'ambiente. Di questo parleremo anche tra poco anche con Valentina, perché ci sono molte rispondenze anche con l'esperienza di Valentina. Intanto però vediamo il video dell'intervista a Valentina Tomezzano. L'azienda agricola che ho con mio padre nasce a livello familiare, perché già con Giovanni, che è il nonno, suo padre, si aveva appunto azienda agricola ed è diventata azienda biologica. Abbiamo scelto di convertirci, abbiamo fatto i 3 anni di conversione e poi siamo arrivati appunto ad avere una produzione interamente biologica. Il nostro prodotto di forza è il riso, perché lo controlliamo interamente. Al giorno d'oggi per rimanere sul mercato non puoi pretendere di rimanere fossilizzato nei tuoi metodi di lavorazione, di produzione, ma devi costantemente prendere dei macchinari che siano evoluti al passo con i tempi e che ti diano una resa che sia paragonabile ad altre aziende, se non superiore. Non voglio sovrastare gli altri, ma voglio differenziarmi per delle determinate caratteristiche di differenza mia personale, del territorio, dell'azienda. Abituarsi a non rimanere semplicemente nella filiera di io produco, poi vendo il grande quantitativo
agli altri, agli industriali, ma dovrà sforzarsi sempre di più di arrivare al prodotto finito o di avvicinarsi, magari facendo anche delle collaborazioni. Ci sono vari bandi per riuscire a fare anche rete, no? Che è importantissimo, ma è rimanere sempre a contatto con la realtà finale, non limitarsi a pensare semplicemente io ho fatto la mia parte, ora mi devo fermare, ma è cercare di avanzare sempre di più i passi, quindi riuscire a finire il più possibile la filiera. La soddisfazione è grandissima, ci vuole molto impegno, ma credo che sia questo il futuro. Magari nella terza parte delle domande torneremo con Valentina anche su questo concetto, su questi che abbiamo sentito, dell'accorciare la filiera e cercare la cooperazione più che la competizione, di cercare appunto di fornire non solo prodotti ma anche servizi. Ma quello che volevo chiedere a Valentina invece è questa circolarità economica dell'azienda, che c'è anche nella sua azienda, se ce la può raccontare, e per qualche verso anche un po' simile all'esperienza di Elia, e in quale modo questo genera valore per la vostra impresa. Ho avuto piacere nell'ascoltare appunto quanto ha espresso Elia, perché mi ci ritrovo moltissimo proprio quando parlava dell'economia contadina, che nasceva con questo concetto di zero scarti, perché una volta non esisteva un prodotto da eliminare, ma tutto quello che è considerato scarto veniva riutilizzato, reinventato e aveva il suo circolo chiuso, appunto un'economia circolare, un'economia positiva. E questo è un valore di per sé molto importante. Sono grata anche alle tendenze attuali in cui c'è una, chiamiamola riscoperta, ci si è resi conto, abbiamo avuto coscienza su quello che è l'ambiente e l'importanza dell'impatto ambientale, per cui questa economia circolare diventa un valore fortissimo, specialmente nelle imprese agricole. Noi abbiamo la fortuna, in modo più piccolo rispetto magari alla realtà di Elia, che è molto più ampliata anche nell'ambito servizi. Noi abbiamo, grazie alle nostre, anche noi azienda agricola, appunto come raccontavo nel vostro documentario video, con seminativo tutto biologico. Parte di questi seminativi, come è anche da disciplinare biologico, vengono destinati all'alimentazione animale, perché abbiamo anche una piccola parte di allevamento. Sono 60 capi, solo bovine da ingrasso, ma come già ti raccontava Alessandro, non sono delle bovine tenute proprio per fare business, assolutamente no, ma perché ci permettono proprio di mantenere questa circolarità. Quindi oltre ai cereali destinati all'alimentazione animale, cosa succede? Abbiamo anche l'altro ramo che vi raccontavo, dove trasformiamo quello che è lo scarto della trasformazione, viene destinato appunto all'utilizzo da alimentazione animale, ma anche da cura di animali, perché la pula, come tutti gli scarti della pianta stessa del riso, sono utilizzati per fare il letto agli animali. E a sua volta l'animale, grazie a delle deiezioni, va a fornire quello che è il letame, quindi la colcimazione dei campi. Questa economia circolare è un'economia di valore, oltre che per tutto l'aspetto di comunicazione che si può avere anche con l'utente finale, perché attualmente finalmente c'è un riconoscimento di questo valore, come già accennavo, ma è anche un elemento di sostenibilità aziendale. Elisa, infatti, quando ci ha introdotto e ha raccontato anche di noi, giovani imprenditori, come ci racconta anche in questo libro, ha parlato della sostenibilità, che non è solo ambientale, ma anche sociale e anche economica. Infatti, il riuscire ad avere tutta questa diversificazione come l'allevamento, la parte disseminativo e anche la frutta, ci permette di avere una sostenibilità economica, perché abbiamo non sicurezze, ma abbiamo diverse sezioni in cui può arrivare un introito. Quando magari una parte non va molto bene, ci sono le altre che ci aiutano a salvarci.
Sociale, proprio perché abbiamo bisogno anche di raccontare queste realtà, perché ci sono tantissime realtà che magari lo fanno normalmente, però non l'hanno mai raccontato e gli utenti finali, i consumatori, non sono a conoscenza di questo aspetto. E ambientale, si parla tanto di sostenibilità, la sostenibilità è un tema, come ha accennato Elisa proprio nelle prime righe del nostro racconto, a cui io sono molto, mi tengo molto vicina, proprio perché la sostenibilità ambientale per noi è fondamentale, nasce sia come agricoltura biologica che per noi è anche non solo l'aspetto di agricoltura, ma tutte le scelte aziendali che vanno dall'utilizzo di energia green, dai pannelli fotovoltaici per la trasformazione del laboratorio, che va alle scelte di packaging. E qui mi riallaccio alla tesi in cui ho semplicemente trasmesso quelli che erano i valori dell'agricoltura di mio padre a tutte le scelte poi economiche della filiera, che aiutano tantissimo questa economia circolare e che ci permettono anche di acquisire valore proprio con l'utente finale, perché siamo trasparenti, è tutto tracciabile e tutto il più possibile sostenibile. L'obiettivo ultimo di un'azienda agricola, in sostanza, lo sappiamo in ultima analisi, è quello di produrre delle calorie per sfamare, per sostentare l'uomo, no? La specie umana. La grande sfida attuale, Valentina, è quella di produrre queste calorie con meno calorie possibili, utilizzando sempre meno calorie. Voi siete quasi autonomi, un'azienda quasi che si autosostiene dal punto di vista energetico. Assolutamente sì, ci stiamo provando, abbiamo ampliato anche il pacchetto di pannelli fotovoltaici, che anche lì è un bel investimento, ma si ottengono delle grandi soddisfazioni anche su questo ambito. Però il fatto di potersi appunto autosostenere quasi totalmente, perché purtroppo alcuni aspetti non possono essere presi in carico da un'azienda agricola, ecco, come la produzione, non lo so, della confezione di carta, la stampa o altri aspetti dei servizi per lo più all'acquirente. Però sì, è un grande vantaggio quello di poter occuparsi di tutti i propri prodotti nell'azienda e quindi avere anche autosostentamento dal punto di vista di energia, energetico, green e appunto anche per quanto riguarda l'allevamento. Stiamo avvicinando adesso alla fase conclusiva di questo dialogo, di questo confronto. Lo ricordiamo, Una terra da inventare, il libro webdoc scritto da Elisa Cozzarini, realizzato dalla Regione del Veneto nell'ambito delle attività di comunicazione del programma di sviluppo rurale. E adesso una domanda per tutti, dovuta in qualche modo sull'attualità, ovvero in cosa ha insegnato questo particolare periodo, questi particolari mesi a cui non avevate pensato, oppure cosa avevate invece sperimentato in precedenza e che invece si è rivelato molto utile in una fase di emergenza. Intanto lo ricomincerei con Denise Vicino. Beh, allora, questa emergenza è stata una sorpresa per tutti e sicuramente a livello tecnico ha portato anche a qualche rallentamento purtroppo nel nostro progetto, ma che recupereremo nei prossimi mesi. Quello che ci ha insegnato è che sicuramente questo tipo di idee progettuali, dove la tecnologia è in campo a, non dico sostituire l'agricoltore come dicevamo prima, però fa da sentinella in qualche modo, no? Per l'agricoltore è un fattore sicuramente importantissimo che può aiutare l'agricoltura come anche altri settori in una situazione in cui ci sono degli impedimenti, in cui l'uomo per la circostanza di una pandemia, per esempio, non può essere presente a fare determinate azioni in campo. Per esempio il nostro sistema è pensato per arrivare anche ad un'automazione completa dell'irrigazione che non prevede necessariamente l'azione dell'agricoltore e questo sicuramente è di grandissimo aiuto sull'aspetto non solo irrigo ma anche su altri aspetti della gestione aziendale, per esempio anche
prevedere la necessità di trattamenti fitosanitari sulla base dell'andamento climatico e quindi attraverso modelli previsionali che sono in grado di suggerire quando c'è veramente un rischio di infezione, può essere un aiuto grandissimo se per esempio in quel momento un tecnico non può essere presente in campo a verificare lo stato della coltura e il rischio effettivo a cui è soggetta. Quindi ci ha, diciamo, anzi confortato questa situazione sul fatto che quello che facciamo ha un'importanza, ecco. E per Elia invece qual è stato l'insegnamento di questi ultimi mesi e a cosa vi siete aggrappati, tra virgolette, per affrontare questa fase così difficile? Allora, nel nostro caso si sono rivelati importanti i nostri spazi aziendali che avevamo, perché molto ampi, sia quelli interni che quelli esterni. Infatti durante l'estate scorsa, quando ci sono stati quei mesi in cui si è potuto di nuovo muoversi, andare in giro a consumare, eccetera, abbiamo due saloni, uno al piano terra e uno al primo piano, entrambi molto ampi, entrambi con delle vetrate apribili, quindi che permettono di areare molto questi ambienti, e questo in qualche modo ci ha premiati o aiutati, potremmo dire, perché abbiamo visto un buon interesse da parte delle persone di venire da noi, perché appunto c'era questa possibilità di rispettare ampiamente il distanziamento, per esempio penso all'agriturismo, quindi ai tavoli in questi saloni, e anche gli spazi esterni con un giardino che abbiamo, con il prato di cui parlavo prima, ci ha permesso, ci permetterà di continuare a organizzare magari degli eventi estivi ed aperto, di fare anche feste di compleanno per i bambini che facciamo con caccia al tesoro e così via. La disponibilità di questi spazi, appunto sia il chiuso molto ampi, sia quelli all'esterno contigui comunque l'azienda, ci ha dato una mano, potremmo dire, nei mesi precedenti, nei mesi scorsi. E al tempo stesso stiamo un po' sperimentando una consegna a domicilio, che era una cosa alla quale non avevamo mai pensato prima, e quindi da necessità si fa virtù. E stiamo consegnando sia piatti pronti, sia anche dei nostri prodotti aziendali, trasformati o non. E questo pensiamo che sia una cosa che probabilmente sarà da mantenere anche in futuro, anche a emergenza terminata, perché ci siamo resi conto come le persone, magari c'è un interesse sempre maggiore a cercare prodotti genuini, prodotti di qualità, della piccola azienda, però magari c'è la difficoltà di andare con costanza e regolarità fisicamente in questa azienda, specialmente se è come noi anche abbastanza scomoda, e quindi raggiungere direttamente le persone a casa permetterà, penso, di mantenere una maggiore anche clientela vicina a noi, insomma. Grazie Elia. E adesso invece a Valentina vorrei chiedere questo: in che modo questa filiera corta di cui parlavi anche nel video e che con la tua azienda stai coltivando da molto tempo, ti ha aiutata in questa fase? Qualche giorno fa appunto raccontavi di come nella fase di emergenza i negozi di prossimità, i piccoli negozi più attenti magari anche alla qualità e a un certo tipo di prodotti sono stati fondamentali in questi mesi. Sono stati fondamentali, hai detto bene, come già ti accennavo, perché hanno avuto un incremento proprio di vendite. Questa situazione di emergenza, le persone si sono sentite più sicure nell'andare ad acquistare in piccole realtà molto vicine, quindi le botteghe locali, che sono, guarda caso, gli stakeholder, i nostri clienti a cui portiamo i nostri prodotti, perché noi lavoriamo solamente con un certo tipo di cliente che è un pochino responsabile, come dei gruppi d'acquisto oppure queste piccole botteghe locali che cerchiamo tanto di incentivare, e hanno avuto proprio un incremento. Quindi da una parte eravamo amareggiati per la situazione che c'era, che posso dire nell'ambito agricolo, almeno personale, aziendale, per fortuna non abbiamo avuto questo
questa sensazione che c'era generalizzata invece di crisi, perché noi abbiamo sempre continuato a lavorare, mantenendo più distanza, quindi con le nostre tutele, però abbiamo avuto la fortuna, posso dirlo, la fortuna sia di lavorare ma di avere anche degli spazi in cui poter vivere tranquillamente. Veramente grazie a questa situazione di emergenza io mi sono sentita, come altri penso produttori, fortunata nell'avere un'azienda agricola in cui poter andare, sentirmi tranquilla. E noi che siamo vicino anche a un paese qui a Oppiano, vicino proprio prossimi alle case più vicine, abbiamo avuto un flusso molto controllato di persone che venivano a farsi le passeggiate in quelle che sono le fasce di rispetto. Noi abbiamo, avendo azienda agricola biologica, delle fasce di rispetto molto larghe, con delle fasce alberate molto alte, tutti fossati. Abbiamo anche delle coltivazioni già predisposte a risaia, quindi con una bella distanza da questi percorsi, ed era molto piacevole vedere queste persone riappropriarsi del proprio territorio, di cui noi siamo custodi. E con questo mi allaccio anche a quello che era il bellissimo passaggio che ha fatto Elia, no? Degli spazi ampli, ma mi allaccio anche all'Ear Vision, quello che è il progetto di Denise, che è l'applicazione appunto della tecnologia nell'ambito agricolo, perché credo che questa emergenza ci abbia dato anche un grande spunto a livello proprio di, chiamiamola, digitalizzazione o verso un avvicinamento alla tecnologia. Quindi la tecnologia non dobbiamo più vederla magari come facevano una volta alcuni di noi, come qualcosa da cui star distanti, ma sempre di più l'agricoltura si deve avvicinare all'approccio tecnologico, come la digitalizzazione, che è diventata quasi obbligatoria, anche in aspetti normali come burocratici, di organizzazione aziendale. Appunto il Revision è un bellissimo progetto proprio perché aiuta l'agricoltore senza chiamare un tecnico in campo, come in tantissimi altri aspetti. La digitalizzazione è diventata quasi un obbligo, no? In questo periodo, però forse l'aspetto che in questa emergenza, a mio parere, si è più evidenziato, è diventato quasi una necessità, è l'elasticità. L'elasticità sia aziendale, quindi la possibilità di, come dice Liam, di avere diversi servizi all'interno dell'azienda, si è elasticizzato perché ha capito che doveva arrivare all'utente finale e quindi si è riorganizzato quello che era l'aspetto di consegna, no? Di contatto diretto con l'utente, ma più che altro l'elasticità personale, a mio parere, perché non è solo nel lavoro che bisogna essere elastici, imparare ad adeguarsi, ad adattarsi, a reinventarsi ogni volta, perché non si sa mai quali sfide ti possono capitare, però anche di essere elastici come persone. Infatti il titolo Una terra da inventare, a mio parere, è bellissimo proprio perché racconta, specialmente in questa situazione, l'occasione di potersi inventare o reinventare un nuovo lavoro, la terra che abbiamo, che è la cosa più a contatto, no? La bellezza di poter anche occuparsi della terra e esserne custodi. Però come terra intendo anche proprio noi persone, quindi la possibilità di inventarci e reinventarci ogni volta. Credo che Valentina, Elia e Denise ci avranno dato veramente ancora moltissimi spunti su cui riflettere anche quest'oggi, in aggiunta a quelli già espressi nel libro. Li ringraziamo davvero per essere stati con noi. Adesso ad Elisa invece vorrei proprio chiedere questo, avviandoci verso il finale. Questa riscoperta forzata della naturalità e della ruralità anche in qualche modo, cosa rappresentano secondo te e come cambia il potenziale anche narrativo di tutte queste storie che abbiamo ascoltato, anche alla luce di quello che è successo in questi mesi, che in qualche modo ci ha cambiati anche nel rapporto con ciò che ci sta più vicino?
Sì, sono stati dati veramente tanti spunti oggi pomeriggio e credo che questo già ci dica tanto del potenziale narrativo che c'è andando a conoscere questi imprenditori che sono un po' dei custodi anche, no? di questo mondo rurale, lo conoscono meglio di chiunque altro. Lo diceva Valentina, l'ha detto anche Elia, in questi mesi c'è stata una grande riscoperta della bellezza che c'è dietro casa, che abbiamo tutti noi, abbiamo la fortuna di vivere in un paese così ricco come l'Italia, no? E tutti noi possiamo veramente riscoprire dietro casa tantissime cose. Il mondo rurale è legato nel nostro immaginario alla miseria della vita dei campi, del passato, quello che ci hanno raccontato i nostri nonni e quello che abbiamo anche letto. Andandoci però e vedendo che cosa c'è oggi, abbiamo l'occasione proprio di aprire gli occhi su quello che invece possiamo trovare, no? Sulla bellezza che possiamo trovare, la ricchezza che possiamo trovare proprio nel mondo rurale. Ed è importante che a raccontarlo ci siano persone come Valentina, Elia e Denise, che abbiamo appena sentito, che hanno molte conoscenze, grandi competenze e che ci aiutano anche a capire che il modello, diciamo, del contadino è molto cambiato e però è ancora un po' radicato, no? Nella nostra mente. Quindi il fatto di dare voce a persone che ci spiazzano in qualche modo credo che aiuti proprio a rovesciare questo immaginario così radicato e voglio dire anche a capire che non è il mondo bucolico, no? Che magari possiamo anche vedere alcune volte, immaginiamo in modo nostalgico così, no? Non è niente di tutto questo, è qualcosa di molto proiettato verso il futuro e che appunto si appoggia su competenze, conoscenze scientifiche e tecnologiche. E poi l'importanza anche di conoscere e sapere da dove arrivano i prodotti che mettiamo in tavola, l'hanno detto già gli imprenditori e questo è una cosa che era già una tendenza, ma forse l'importanza che diamo oggi alla salute è ancora più alta. Quindi c'è ancora molto da raccontare, Elisa, di questo mondo. Grazie anche a te per essere stata con noi, per aver collaborato al nostro progetto e adesso concludiamo guardando anche un po' al futuro, guardando al futuro della politica agricola comune. In questi mesi si sta definendo la nuova grande PAC del futuro, che sarà davvero molto importante per tutto il mondo agricolo e rurale. Tutti la conoscono, la PAC, e sanno della loro portata. Ne parliamo con Franco Contarini, come dicevamo prima, che ci ha introdotti quest'oggi, è direttore della DG FEASR e Foreste, l'autorità di gestione che ha il compito di supervisionare e gestire e seguire il buon andamento del programma di sviluppo rurale, che ricordiamo è uno dei 3 grandi programmi europei gestiti dalla Regione del Veneto insieme al POR FES e al POR FSE. Il PSR conta su una dotazione di oltre 1 miliardo di euro in 7 anni ed è proprio notizia di questi giorni. Il PSR Veneto ha chiuso il 2020 con oltre il 100% delle risorse disponibili già impegnate e il 70% di risorse erogate. Sono numeri importanti perché testimoniano insomma dell'impegno per cercare di sostenere un mondo molto dinamico che cerca continuamente, come l'abbiamo sperimentato anche oggi dalla voce dei nostri protagonisti, di accettare e rispondere alle sfide della contemporaneità. Sì, Alessandro, ma guarda, dopo la poesia veramente degli interventi dei nostri validissimi testimoni e di Elisa Cozzarini, mi sento quasi di far cadere il dibattito con una testimonianza burocratica.
Per cui vorrei proprio agganciarmi a alcuni loro concetti per dimostrare una cosa, che per quanto possa essere altisonante il mio intervento o i titoli, no, di cui ci si fregia, in realtà quello che la politica, in senso anche nobile, perché parliamo delle politiche europee che mai come in questo momento sono agganciati alla politica globale, la futura PAC dà le gambe in Europa a quella che è la strategia ONU verso il 2030, che fa perno proprio sulla sostenibilità e che, come sapete, rispetto ai 17 obiettivi posti, che vanno dalla legalità al risparmio dell'acqua, alla vita sulla terra e alla biodiversità e quant'altro, per citare le principali, cercano di migliorare globalmente la condizione del pianeta. Ecco, queste politiche altisonanti in realtà inseguono quanto i 3 giovani imprenditori ci hanno detto con le loro parole. Mi basti richiamare il fatto, rispetto a quanto diceva in particolare Valentina ed Elia, ma lo sapete anche voi, basti ricordare che la grande strategia europea che ci guiderà al 2030 e che è la declinazione degli obiettivi di sostenibilità nel settore agricolo si chiama Farm to Fork. Grande invenzione, dal campo al consumatore, è quello che diceva Valentina all'inizio di tutto. Usciamo dall'azienda per arrivare dove? Per arrivare appunto al consumatore. Quindi in qualche modo per me, e credo anche per te Alessandro, per chi lavora dal lato dell'amministrazione, per l'assessore, sicuramente è un privilegio essere testimoni di una sintesi che finalmente si incontra. Dopo decenni, guardate, dopo decenni, stiamo parlando di una storia che è iniziata col Trattato di Roma nel 57 e che ha imperniato lo sviluppo dell'Europa unita proprio su, come dire, attenzioni, norme, sostegni al settore cruciale che è l'agricoltura, per garantire cibo, per garantire ambiente, per garantire futuro. Ecco, dopo, capite voi, 60 anni di queste politiche, la sintesi è riscoprire che il Parlamento europeo, i vertici dei capi di Stato hanno coniato Farm to Fork. Valentina Tomezzoli, Elia Antoniazzi, Denise Vicino dal lato della sua preparazione scientifica, oggi spontaneamente ci dicono il futuro è andare dal campo, spostare il nostro sguardo di agricoltori e imprenditori dal campo per incontrare lo sguardo del consumatore. Per me, ripeto, è un privilegio che fa venire i brividi, ma questo per dire che i nostri strumenti stanno cercando di inseguire in senso buono, di essere a disposizione di chi ci sta mettendo testa e cuore per creare condizioni migliori per il futuro nostro, ma soprattutto dei nostri figli e dei nostri nipoti. Io mi sono segnato una serie di parole chiave e questa definizione è la prima, ma io mi sono segnato quante volte è ricorso nei vostri discorsi, nelle vostre testimonianze, futuro, dalla teoria, il cooperare, la genuinità, il fatto che il territorio, l'ambiente non sono un sostrato sterile, ma sono un'entità viva e che va rispettata perché da esso dipende la nostra vita. Allora, quello che posso dirvi è questo. Finalmente, ripeto, dopo decenni che hanno portato a dei disastri in termini anche di efficacia reale delle politiche rispetto a obiettivi anche coerenti, ma che vedevano attuati degli strumenti sfocati, ripeto, dopo decenni è evidente dal mio punto di vista un'inversione di rotta, un riavvicinare queste politiche al vissuto reale, un individuare dei target, che cercherò anche di esemplificare e mi avvio anche alla mia conclusione, target che hanno senso. Un esempio tra tutti, e lo cito, oggi qui abbiamo avuto, pur in veste diversa, 3 giovani imprenditori. Bene, emerge dal materiale, dai dati disponibili anche sul sito PSR Veneto, che tu Alessandro hai già ampiamente ricordato, noi stiamo dando sostegno in questo momento a 2000 nuovi di questi giovani agricoltori. Noi stiamo sostenendo, il PSR, scusate, sta sostenendo con le scelte operate dalla giunta regionale altre 1000-2000 realtà aziendali, soprattutto condotte da giovani,
per investire in innovazione che guarda verso la sostenibilità ambientale esattamente nei termini che sono stati citati da questi giovani e competenti imprenditori che abbiamo avuto il piacere di conoscere oggi. Quindi quello che ci sta davanti in questi primi due anni e poi fino al 2027, anche grazie a quello che sciaguratamente è successo e che nessuno avrebbe mai pensato poteva succedere, e che ha portato a mettere in campo lo sforzo aggiuntivo rispetto agli strumenti che conosciamo con lo strumento Next Generation EU. Ecco, sappiate che dal lato complessivo di tutta la politica che cerca di accompagnare l'intera economia a convertirsi, a essere guidata verso una transizione cosiddetta ecologica, guidata dal Green Deal europeo sull'ambiente, appunto, focalizzato sulla sostenibilità ambientale. Ecco, sappiate che questo sta portando anche dal lato degli strumenti di sviluppo rurale e della complessiva politica agricola comune, sta portando proprio a tentare una focalizzazione su strumenti che concretamente siano realmente attuabili dagli agricoltori, in una logica imprenditoriale, in una logica che risponda al consumatore, non in una logica di caccia all'aiuto, caccia al contributo, che tanti risultati ai noi sciagurati ha determinato nei decenni scorsi, ma vi dicevo, la prospettiva futura è quella di strumenti che sono proprio nella direzione che emerge dal nostro colloquio di oggi pomeriggio. Ne vedremo i risultati già nei prossimi mesi. Il nostro programma di sviluppo rurale, come ricordavi all'inizio, vivrà ulteriori 2 anni, vivrà con ulteriori risorse che derivano proprio dai fondi Next Generation EU. E gli obiettivi e le misure che riceveranno un potenziamento sono quelle di cui abbiamo parlato oggi: sostegno alla conversione dei metodi biologici applicati all'agricoltura, sostegno alle misure agroambientali proprio finalizzate al risparmio degli input chimici o la loro sostituzione, guarda caso, col ritorno ai metodi, diciamo così, organici e ai metodi biologici, da un lato. Dall'altra parte, sostegno ai gruppi per l'innovazione, proprio con l'esperienza che testimoniava Denise, cioè competenze che si mettono insieme e fanno fulcro su un fabbisogno di un settore agricolo, di un'impresa agricola, di un gruppo di imprese agricole, facendo convergere l'attenzione di tutti, centri di ricerca, entità diciamo così di sviluppo di tecnologia come quella che è l'azienda di Denise. Da una parte consulenti, chi fa veicolo di informazione, e l'ultimo, ma non per importanza, ovviamente favorire l'investimento soprattutto da parte di chi ancora giovane vuole mettersi in gioco e vuole portare il suo contributo di competenza, ma permettetemi, dopo le testimonianze che abbiamo visto e che abbiamo il piacere di conoscere oggi, anche di umanità. Ecco, un'umanità giovane, innovativa e, io lo dico, veramente saggia e nella saggezza che riesce veramente a costruire il nostro futuro. Grazie. Grazie a Franco per questo intervento che davvero non poteva chiudere nella maniera migliore l'appuntamento di questa sera. Anche un invito e un impegno a conoscere meglio le nostre realtà del nostro mondo rurale, conoscere meglio anche la PAC, però per quanto ostica, complessa, ma quello che ci aspetta va conosciuto. Noi cercheremo per quanto possibile di divulgarlo nella miglior maniera possibile. Continuate a seguirci per questo anche sui nostri canali social e sul sito del PSR. Io non posso che ringraziare ormai Franco Contarin della DG del PSR, Denise Vicino di CET Electronics, Valentina Tomezzoli dell'azienda agricola Restel, Elia Antoniazzi dell'azienda agricola Larindola, ovviamente Lisa Cozzarini, autrice del libro Una storia dei vent'anni, che è scaricabile in PDF dal sito del PSR, psrveneto.it, ma si può richiedere anche qualche copia cartacea mandando una richiesta a info@psrveneto.it. Io ringrazio anche lo staff della DG, anche Cristina Pagotto, che ci ha assistiti in questa diretta, e ovviamente anche i ragazzi del team dell'agenzia Pomiglio Bloom, Carmela Parisi, Deborah Di Vittorio e Davide Rosati. A me non resta che ringraziarvi, darvi l'appuntamento, chissà un'altra occasione per stare insieme con Una Terra da Inventare
e vi lasciamo con un video illustrativo della PAC 2030, della PAC che verrà. Alessandro Tomasutti, grazie per l'attenzione e a voi tutti un buon proseguimento.
Perfetto. Mi sentite? Sì, sì. Sì. Ok. Il video in diretta su Facebook è terminato. Bene. Ok, pare sia andata molto bene. Complimenti a tutti, abbiamo ricevuto tantissimi complimenti, tutti positivi. E ci sono state 786 persone raggiunte, 122 interazioni, 14 commenti, 26 reaction e 5 condivisioni. Questo è il dato al momento, poi verrà mano a mano, come dire, processato dalla piattaforma e... che si usano per esprimere, ma ogni parola aveva un concetto dietro, e quante di queste sono quelle che ritroviamo, se avrete tempo, se l'avete già fatto, ma non credo, se avrete tempo leggetevi le strategie sulla biodiversità, leggetevi le strategie Farm to Fork, quanto di quello che voi avete detto si ritrova in questi documenti altisonanti redatti appunto e approvati dalle sedi europee più altisonanti. Quindi veramente io vi lascio di nuovo col profondo ringraziamento, la profonda stima e il più grande augurio di successo su qualsiasi cosa che voi desideriate come giovani e come imprenditori, ma anche consegnandovi tra virgolette questa responsabilità, nel senso che avete la responsabilità di essere in quel gruppo di alcune, sicuramente ne abbiamo svariate migliaia noi in Veneto, soprattutto di agricoltori più, diciamo così, che guardano avanti, che sono sulla frontiera di quello che sta succedendo. E quindi io non so, come non sapete neanche voi, probabilmente cosa succederà, ma veramente se in Veneto riusciamo ancora ad avere e a sostenere alcune migliaia di imprenditori come voi, beh, io sono contento che il mio lavoro da burocrate, ormai da bieco burocrate, possa servire a dare una mano a gente come voi. E quindi la responsabilità vostra di perseverare su questa strada, aperti, elastici, flessibili, come diceva Valentina, e anche pazienti magari nel cercare di fare al vostro livello, nel vostro contesto, come diceva Elia, nei vostri paesi, un po' da emblema e da, come dire, cercare di innestare anche in altri imprenditori, in altri agricoltori, giovani come voi o anche meno giovani, magari un po' di questa forza e di questo entusiasmo, va bene? Quindi io vi ringrazio ancora tanto, veramente, e ringrazio Alessandro, ringrazio Elisa, ringrazio tutti, ringrazio anche, avete visto che c'è con noi Silvia Maier, non so, forse sì, non la scusate. conoscete, la presento io. Allora, il buon Walter Signora, che tutti voi avete conosciuto, ha ben pensato di andare in pensione dal 1° di gennaio, e allora io proditoriamente ho chiesto alla collega Silvia Maier, Sì, ci ha seguiti. che fino a poco tempo fa era la mia omologa, cioè era direttore dell'autorità di gestione del programma di cooperazione Italia-Croazia, quindi ha una vista transadriatica, mettiamolo così, ha un'esperienza transadriatica, di cominciare a seguire insieme con noi le vicende dello sviluppo rurale. E io mi auguro che anche Silvia abbia, come dire, si sia ritemprata, ecco, seguendo questi nostri colloqui di oggi, va bene? Io vi ringrazio ancora. Silvia, se vuoi dire 2 parole, fallo pure. Grazie E vi Franco, saluto. è stato veramente rivitalizzante. A me sono contenta di aver conosciuto, visto, anche se con questa visualizzazione immediata e non di persona, l'autrice innanzitutto e questi giovani imprenditori, perché io ho letto il libro e devo dire che il libro, l'autrice è riuscita a far trasparire la passione che deve esserci dietro queste storie, e nelle vostre parole l'ho ritrovata tutta, nel senso che il libro non è una lettura banale, non è una lettura tecnica, non è una lettura da prodotto promozionale del PSR, ma è una lettura che a tratti è anche avvincente. Ci sono alcune parti magari più tecniche, alcune parti più più per addetti ai lavori, ma traspariscono sicuramente delle storie, e le storie sono quelle che portano tutte le imprese, tutte le attività vicino alle persone, ed è quello che avete raccontato voi oggi nelle varie sfaccettature. Per me è stato interessante. Io
sono qua capitata nello sviluppo rurale da forse un paio di settimane, ma per me è un ritorno, nel senso che a parte una parentesi appunto come modalità di gestione di un altro programma comunitario trasfrontaliero questa volta, in precedenza mi sono occupata molto di sviluppo rurale, di agroambiente e ho lavorato a stretto contatto per molti anni con l'autorità di gestione, quindi sono contenta di aver fatto ritorno in un sistema che ho ritrovato dopo 5 anni di assenza, diciamo, molto più vitale, dinamico anche di come l'avevo lasciato, quindi per me è stata veramente una bella esperienza oggi e vi auguro di proseguire nel migliore dei modi. Grazie ad Alessandro che ha magistralmente condotto la discussione senza nessun tentennamento, pause, e complimenti a tutti voi anche per la vostra scioltezza anche davanti così a una diretta Facebook, che non è scontato. Devo dire che il PSR con voi ha veramente dei testimonial di valore che ci permettono di restituire un'immagine veramente vitale, positiva, propositiva anche dal punto di vista umano, oltre che dal punto di vista della competenza tecnica. Grazie a tutti, grazie alla regia. Grazie. Buon proseguimento. Grazie molto. Grazie. Grazie a tutti. Grazie e buona serata allora. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, grazie. Speriamo di vederci dal vivo. Ah, sì. Sì, speriamo. Ciao. Speriamo presto. Ciao. Ciao, 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 Ciao a tutti Ciao. e grazie ancora davvero. Ciao. Grazie. Figurati. Ciao.